Dopo un incontro informale coi comitati referendari per la separazione tra Venezia e Mestre, il vicepresidente veneto Gianluca Forcolina ha incaricato l'Avvocatura Civica della Regione di studiare la possibilità di votare in Election Day con la consultazione sull'autonomia del 22 ottobre. Se non emergeranno controindicazioni giuridiche, assicura, celebreremo insieme i due referendum. Si avrebbe un'ottimizzazione anche dei costi rispetto ai quali noi abbiamo fatto battaglia fino ad oggi proprio per averla come Election Day a livello nazionale. Non vedo perché non si possa fare il 22 di ottobre, appunto riducendo anche i costi di impianto che sono quelli di un referendum normale. Quindi ben venga, però la parola spetta ai burocrati, nella fattispecie all'avvocatura. Proprio la questione del referendum sulla separazione è all'origine dell'ennesimo braccio di ferro interno alla maggioranza veneziana tra la Lega e il sindaco Luigi Brugnaro. Secondo Forcolin, bene ha fatto la segreteria provinciale del Carroccio a sfiduciare l'assessore al commercio Francesca Davilla, che tuttavia sembra destinata a rimanere in giunta. Credo che si debba anche all'interno della Giunta dare le proprie disposizioni e soprattutto si debba essere coerenti fino in fondo, e quindi se le direttive del partito sono quelle di lasciare legittimamente i cittadini esprimersi, io voto in Giunta anche con un parere negativo e non occorre che mi dilegui o faccia mancare magari il mio numero giusto per non creare imbarazzi. Quindi su questo do atto che insomma la Lega è coerente e chiede conto all'assessore di una posizione che insomma non è proprio ottima rispetto a quelle che erano le indicazioni.